Nell'episodio di oggi andremo a prendere un escavatore gigantesco e apriremo un mega bancale con le nuove batterie di EcoFlow. Cominciamo! Nell'ultimo episodio abbiamo sostituito il tetto del magazzino esterno con quei pannelli coibentati e da allora non ho più avuto problemi con la condensa. Pannelli promossi al 100%. Funzionano così bene che sto valutando di fare anche tutto il resto del tetto fino in fondo là alla staccionata, sempre con questi pannelli coibentati, in modo da riempire tutta quella superficie lì di pannelli fotovoltaici. L'ultima volta ci siamo lasciati che dovevano arrivarmi alcuni pacchi, tra cui le staffe da installare proprio per quei pannelli fotovoltaici. Ok, sono arrivate le nostre staffe di fissaggio. Ora andremo a scollegare i pannelli e a rimontarli nella maniera corretta. Ok. Per niente semplice con una persona soltanto. Equilibrismo molto più facile. Allora, collegati tutti, al momento non fisso ancora al tetto tutte le staffe perché le viti in dotazione sono molto lunghe, quindi mi servono quelle un po' più corte, perché il pannello è montato nell'ultimo episodio è da 5 cm, quindi mi serve qualcosa di un po' più corto. Però anche così, giusto per tarare un minimo il sistema, da vedere se spostarli o altro, perché andare troppo in là come erano prima, quello mi fa ombra subito. Questo lo possiamo spostare, lo possiamo tirare un po' qua, lo possiamo mettere un po' in là. Non so poi il punto di salita per venire qua sul tetto a fare manutenzione o altro, se sarà da qui o meno, però per ora lo lascerò così si arriva. Posso fare questo e ho questo mini corridoio. Ottimo, finito questo lavoro ora passiamo a montare il Solar Tracker, così vi spiego anche meglio che cos'è questa figatina. Ok, ora ci troviamo qua con Leo, dobbiamo installare il nuovo Solar Tracker di EcoFlow. Se vi ricordate, qualche anno fa ho installato questo primo impianto fotovoltaico, l'EcoFlow Power Stream mi pare. Adesso finiamo di montare questo tracker e poi vi spiego meglio che cos'è e cosa fa. Ok, struttura montata. In poche parole, che cos'è un Solar Tracker? Questo qui è un tracciatore solare a un asse, ce ne sono anche a più assi che sempre vende EcoFlow. In sostanza, con un sensore va a vedere qual è l'orientamento migliore per i tuoi pannelli per ottimizzare il rendimento e produrre fino al 60% in più di energia. In questo caso quello che abbiamo noi oggi è da balcone, andrà a sostituire direttamente il sistema che abbiamo e andrà a inclinare i pannelli da zero, diciamo, fino a quasi 90 gradi mi sembra, con tutta una serie di motori, di sensori per la pioggia, per il vento, che problemi si chiude da solo. Ora abbiamo finito di montare tutto, il motore che inclina, ci sono le centraline, c'è il sensore. Dobbiamo andare a togliere i vecchi pannelli, andremo a sostituire ovviamente solo il sistema di aggancio, tiriamo giù i pannelli, montiamo questo, rimontiamo i pannelli e passiamo alla configurazione. Perfetto, quindi tiriamo giù i vecchi pannelli, installiamo la nuova struttura, solo che non sbatto, e fissiamo i due moduli. Questo è la centralina con tutti i pulsanti e l'elettronica, mentre questo qua che vedete bello sbreluccicante è il sensore, appunto, che permette di regolare l'intensità della luce e regolare l'inclinazione, percepire il vento e l'acqua. Ok, la parte che mi spaventa di più in assoluto ora, di paura, siamo fuori di testa. Tienilo alto tu. Ah no, non scivola più, mamma mia. Ma siamo certi. Ottimo, arrivati a questo punto abbiamo appena terminato di installare la struttura con i pannelli e l'elettronica. Ve la faccio vedere velocemente. Questo qui è il primo sensore che andiamo a incontrare, ovvero quello che rileva il sole e dà l'indicazione al computer di bordo su quanto inclinare. Qua sotto ci sono anche due pin che, se piove, automaticamente torna giù, e se c'è troppo vento, stessa identica cosa, lo rivela e porta di nuovo giù i pannelli. In centro qua, come vedete, c'è una centralina con i vari tasti. Prende corrente la centralina qua direttamente dai pannelli solari perché si collega, e questo qua è il motore. Come vedete adesso l'ho azionato, il motore spinge in fuori la catena e, aiutato da 4 pistoncini pneumatici, va a inclinare i nostri pannelli fotovoltaici. Ora finiamo di fare un po' di cable management e poi passiamo direttamente alla configurazione in app. Come siamo stati abituati, la configurazione è molto semplice. Apriamo la nostra app di EcoFlow, vedete che subito viene rilevata il Solar Tracker, lo aggiungiamo, lo connettiamo alla nostra rete
fai e siamo subito pronti a utilizzarlo. Come vedete, questa qua è l'interfaccia principale, vi mostra sostanzialmente la temperatura, la carica, potete accenderlo, spegnerlo, quanto lux sta misurando in questo istante, quindi quasi assente, e ci sono due opzioni di tracciamento: manuale, che quindi se schiacciate potete andare a incrementare di 1 grado alla volta l'inclinazione, oppure automatico. In queste settimane di utilizzo l'ho sempre lasciato su automatico. Andando qua in alto nelle impostazioni possiamo vedere quello che possiamo settare, ovvero lo spazio, quindi dove è inserito, se si vuole condividerlo con qualcun altro questo dispositivo all'interno della casa, la moglie, il marito o quello che volete. Non ne vedo più di tanto il motivo. Appunto, vedere se è montato in cortile o sul balcone come in questo mio caso. La protezione antipioggia sempre attiva, ovvero quando il sensore che vi ho fatto vedere prima rileva le gocce di pioggia automaticamente va a scendere. Abbiamo la protezione antivento, anche questa potete regolarla su 3 intensità: medio, bassa e elevata. Il segnale acustico è sostanzialmente quel computerino di bordo che avete visto prima. Quando voi schiacciate un tasto o fate un'operazione di spostamento di inclinazione, quello lì comincia a fare beep 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 come un muletto in retro. È impostazione di tracciamento automatico della luce, potete impostare una intensità minima di luce, io l'ho messa molto bassa, e sensibilità al tracciamento l'ho messa elevata. Infatti, come vedete dal time lapse alla mattina, quando arriva la luce bella alta, siccome è esposto a sud, si alza praticamente quasi a 90 gradi fino a poi scendere la sera. Accessorio sicuramente utile se avete certi tipi di pannelli installati sul balcone, come in questo caso, per aumentare l'efficienza dei vostri pannelli fotovoltaici. Non fate caso là dietro che è arrivata la nuova CNC, ma non vi preoccupate, la vediamo in un prossimo video. Ora ho appena sentito il corriere che è arrivato con un bel pacchettone. Ok, è appena arrivato un ultimo bancale da EcoFlow. Sembrano finalmente le batterie che andremo a installare. Apro tutto e vi spiego un attimo queste nuove batterie. Ed ecco qua i pacchettini arrivati. Come vedete sono principalmente arrivate due batterie, l'EcoFlow Stream Ultra e l'EcoFlow Stream AC Pro. Sono due batterie differenti nell'utilizzo, ma nelle caratteristiche principali sono completamente identiche. Oltre a questo sono arrivati lo Smart Meter, che è questo dispositivo particolare che rende veramente questo sistema unico e performante. Altri accessori arrivati sono le smart plug nuove by Shelly. Queste qui, come per la prima versione, si utilizzano da attaccare ad un utilizzatore e comunicano direttamente con tutto il sistema Stream. Quindi sia lo smart meter che le prese Shelly potete collegarli, rileveranno un carico, comunicheranno con le batterie, comunicheranno con i pannelli e tutto crea un bel sistema interessante. Però vediamo le batterie. Come vedete sono completamente differenti nel design rispetto ai generatori portatili che abbiamo visto in passato. Queste sono delle proprie vere batterie per accumulo completamente impermeabili. Sul retro di queste abbiamo due sportellini che vanno a coprire le due prese 220 volt, il suo attacco particolare per la spina per collegarlo al nostro impianto di casa, e basta, non c'è altro. L'altra spina che vediamo qua a fianco serve per collegare in cascata più batterie per sommare la loro capacità. Entrambi i modelli hanno una capacità di 2 kW circa, non cambia nulla dal punto di vista estetico, dal punto di vista delle porte, sempre due porte, sempre tutto. Quello che cambia direttamente è l'utilizzo di una batteria piuttosto che l'altra. La principale differenza tra l'AC Pro e il modello Ultra è che l'Ultra all'interno ha direttamente il suo microinverter, per cui possiamo collegare qua dietro direttamente i pannelli fino a un massimo di 2 kW, quindi ogni linea puoi collegare un pannello da 500 watt. Quindi questo modello qui è pensato per le persone che vogliono fare un upgrade al loro impianto già esistente. Non ha nessun problema di compatibilità, potete collegarlo a qualsiasi microinverter che avete, e bada bene, ho detto microinverter, non gli inverter quelli grossi, perché non funzionano con l'impianto. Va bene per gli impianti piccoli
con produzione piccola, ok? Se volete fare l'upgrade e avete già un vostro impianto con microinverter, potete prendere il modello Ultra, collegarci direttamente il vostro microinverter e in più avete altri 2 kW di pannelli da poter collegare. Mentre il modello AC Pro è pensato per lo più per persone che vogliono entrare nel mondo del fotovoltaico o comunque cominciare a risparmiare qualcosa in bolletta. Ora, come andremo noi a sfruttare queste due batterie nel mio caso specifico? Se vi ricordate, nello scorso episodio vi dicevo appunto che con il secondo appartamento che ho preso, facendo una locazione turistica e dovendo occuparmi di tanti cambi, ho aumentato di brutto i miei consumi interni, per cui l'obiettivo di questa serie, come tutte le migliorie che vedete fare al BRP Headquarter, è proprio per arrivare in un punto che è all'autosufficienza energetica nel vero senso della parola, in modo da azzerare il più possibile. Questi sono ottimi sistemi che ci aiutano ad andare in quella situazione. Nel mio caso specifico, avendo dei consumi molto alti, servirebbe proprio un impianto domestico, magari la serie Ocean di EcoFlow. Scrivete qua sotto se volete vedere un video magari anche su come installare tutto un impianto fotovoltaico completo da tetto con batterie d'accumulo fatto e finito. L'obiettivo di queste due batterie serve per andare ad accumulare energia ovviamente durante il giorno, per utilizzarla principalmente di sera o in modi specifici, appunto utilizzando le smart plug. Prima di continuare a raccontarvi meglio di queste batterie e dei casi specifici in cui andremo a configurare queste batterie, dobbiamo prenderci un attimo e preparare il terreno per collegarli fuori sulla tettoia, perché come sapete non c'è ancora l'impianto elettrico. Quindi, signori, ci siamo, finalmente è la giornata, ci siamo. Oh, ma che cazzo, una ruspa, raga, una ruspa oggi abbiamo. Ok ciurma, come vedete alle mie spalle abbiamo di nuovo Simone della Segheria Mobili del Garda, ovviamente ottimo compagno quando si tratta di fare questi lavori incredibili con mezzi adeguati, ovviamente, che noi siamo poveracci e non abbiamo. Finora durante lo scavo abbiamo già incontrato questo tubo qua di cemento e quello lì arancione che è del fluviale che dovremo andare a ripristinare. Adesso arrivati a questo punto c'è un po' di cemento dovuto a delle barriere, non so, che c'erano una volta. Adesso dobbiamo capire un attimo come proseguire questo punto. Secondo danno della giornata fatto. Va bene, ora arrivano i tecnici antipanico a risolvere il problema. Sapevamo che era qua, sapevamo di stare attenti, eravamo attenti, ma nonostante tutto è andata. Per cui questo lavoro rallenterà un po' e spero di concluderlo nei tempi previsti. Ho chiamato la squadra emergenza che sta arrivando per chiuderlo, perché è prima del mio contatore. Speriamo che non facciano troppe questioni e che non mi costi troppo sta roba. Con noi oggi si è unito anche Rhino Maker a sistemare il tubo del fluviale e siamo a cavallo, preciso. Quello che ci manca da fare è preparare i corrugati. Quindi dopo aver fatto un po' di giri e comprare materiale, adesso mi metto qua a preparare il corrugato. Questo qui è un corrugato da 40 dove passerà dentro il tubo in multistrato, mentre qui abbiamo un cavidotto da 60, ne tireremo 2 di quelli più uno di quelli. Dentro questo facciamo passare 2 invece corrugati da 25. Seconda giornata di scavo. Ieri abbiamo fatto tutto quello che potevamo, abbiamo incontrato alcuni inconvenienti imprevisti di tubazioni che abbiamo rotto da ripristinare, come questa qua arancione sotto. Poca roba, non è successo niente di che. Oggi terminiamo mettendo il calcestruzzo per bloccare i nostri tubi e poi andiamo a risotterrare tutto. Non dobbiamo sotterrare tutto finendo per forza anche coi pozzetti, sarebbe l'ideale, ma mi interessa avere la corte carrabile, quindi che si possa entrare, perché ci sono degli ospiti che arriveranno e quindi ho bisogno che sia percorribile, per cui l'obiettivo della giornata è chiudere tutto quantomeno per riuscire a passare con l'auto.
Ok, arrivati a questo punto, sistemata tutta la configurazione, pozzetti nuovi con tubi che entrano adesso qua, non andremo a chiudere definitivamente, nel senso che voglio capire bene il tubo dell'aria compressa qua, come fare entrare gli altri cavidotti e quant'altro. Ora cavatore e riempiamo tutta la buca. E dopo aver coperto tutto lo scavo che abbiamo fatto con i nostri tubi, vi spiego qual è il programma. L'unica parte che c'è ancora da coprire è quest'ultimo tratto che entra qua. Su suggerimento di qualcuno di voi che su Instagram mi ha detto di sostituire il pozzetto perché era troppo piccolo con uno più grande, effettivamente era qualcosa che non avevo pensato. E se vi stavate chiedendo come mai tra i vari tubi c'è anche un tubo in multistrato per l'acqua, beh, questo è molto semplice. L'obiettivo, tra le altre cose, è proprio quello di portare il compressore che c'è in laboratorio dentro qua in magazzino, così avrà la propria linea, il proprio spazio, non avrò più il rumore direttamente in laboratorio. Tutto questo tubo parte, esce da questa parte, passa tutto qua sotto ed esce qua fuori. Qua fuori, come vedete, ci sono i due tubi corrugati che entrano e vanno direttamente in proto room. Il tubo, questo qua in multistrato, verrà fatto un raccordino che ho già preparato per chiudere la linea dell'aria compressa che va dentro il lab, mettere un rubinetto di sfiato, così quando dobbiamo fare manutenzione magari alla linea che passa sottoterra, che nel tempo può fare della condensa, avendo un rubinetto qua e accendendo l'aria, chiudo la linea che va dentro, apro il rubinetto, sfiato tutto direttamente qua fuori, che quindi non ci sono problemi, e via. Finalmente un altro mega upgrade, togliamo anche il compressore, cosa che invece abbiamo fatto successivamente, visto che poi dalla proto room dovremo arrivare direttamente in lab passando dal muro lì in alto per arrivare sia con la linea elettrica che dal centralino andrà direttamente fuori nel magazzino, e con l'aria compressa che poi verrà a riconnettersi qua con tutto un impianto. Raga, abbiamo demolito il camino finalmente. Tolto tutto, per ora abbiamo solo appoggiato le cose qua prima di capire come ripristinare, ma non è questo il video, non è questo il momento, anzi l'unica cosa che vi chiedo è: devo fare tutta una linea di aria compressa che gira intorno al lab per fare questa linea nuova e portarla anche alla nuova CNC là in fondo. Quindi vi domando, se siete un'azienda che ha questa tipologia di prodotti, tubi multistrato, tubi rigidi in alluminio o altro per fare impianti, contattatemi che sono interessato a capire come installare questo nuovo impianto. Per tutti gli altri che l'hanno già fatto e hanno già comprato dei prodotti e li hanno testati, per piacere ditemi qual è il miglior prodotto per fare un impianto pratico. Mi serve pratico, non voglio tribulare più di tanto qua in laboratorio. Fatto questo schemino orribile, vi spiegherò come vogliamo utilizzare noi questo sistema, in questo caso specifico qua in laboratorio. La batteria AC Pro, quindi la batteria quella senza il microinverter integrato, a cui però si può attaccare qualsiasi microinverter, la useremo per collegare direttamente nel mio appartamento in lavanderia, collegata direttamente alle due prese asciugo dietro con lavatrice e asciugatrice, che possiamo vedere rappresentata da questo bel disegno accurato di una lavatrice, mentre lo Stream Ultra verrà collegato direttamente fuori in magazzino, dove collegheremo l'impianto già esistente che abbiamo montato nello scorso episodio, ovvero il kit base EcoFlow Stream comprendente il microinverter e 2 pannelli fotovoltaici, e attaccheremo i 4 pannelli aggiuntivi che hanno mandato, che avete visto nell'unboxing, collegati direttamente alla batteria. Questo ci permette di massimizzare tutti i pannelli che abbiamo per poter produrre il più possibile, e con questa figata che si può fare tutto decentralizzato riusciamo ad andare ad abbattere un bel po' i costi e i consumi che abbiamo qua all'interno. Come avete visto, forse fare schemini non è proprio la cosa che mi riesce meglio. Vi farò qualche animazione e vi spiego qualche scenario ipotetico. Uno dei primi scenari che possiamo trovare è quello di avere una modalità decentralizzata
con eccesso di produzione. Cosa intendo? Decentralizzata intendo che abbiamo due batterie montate su due piani differenti, non sono vicine e comunicano solo e grazie alla propria rete. Da questo esempio produciamo dai nostri pannelli solari, i pannelli vanno a mandare la corrente direttamente in carica alle batterie che però sono al 100%, gli utilizzatori stanno andando a zero, quindi sono tutti spenti, i consumi dell'utilizzatore come intendo anche tutti i consumi della casa, perché noi con questo piccolo aggeggetto qua, ovvero lo smart meter, abbiamo sotto controllo tutto quello che viene prodotto e reimmesso in rete e quello che sono i nostri consumi esatti. Questo aggeggetto qua è quello che veramente fa la differenza su tutto. Senza questo non dico che il sistema non sia utile, perché si può usare in tante maniere, ma per ottimizzarlo al massimo avere lo smart meter di EcoFlow è essenziale. Come abbiamo visto l'ultima volta, c'è la possibilità di accoppiare non solo i prodotti EcoFlow ma anche quelli di terze parti, quindi se avete per esempio potete usare questo qua oppure lo Shelly 3EM, che è la stessa identica cosa, costa anche più o meno uguale, differenza di pochi euro. In questo caso noi abbiamo uno smart meter trifase. Cosa vuol dire? Che se abbiamo la trifase è perfetto, andiamo a controllare i consumi su ogni singola fase. Nel mio caso ho un impianto, come vi dicevo già, 6 kW monofase. Cosa ho fatto in questo caso? Ho diviso le fasi, quindi io vado a controllare in una fase il mio appartamento, nella seconda fase l'appartamento che metto come affitto turistico, la terza fase comprende laboratorio, proto-room e ufficio, quindi ho tutte queste spese già divise completamente. Tornando all'esempio di prima, noi abbiamo i pannelli che producono, le batterie che sono già cariche, gli utilizzatori, ovvero tutto quello che è collegato direttamente alle batterie, o lo smart meter che è messo qua in mezzo non rileva nessun carico, tutto quello che viene prodotto va direttamente in rete e quello lì noi lo regaliamo. Lo smart meter serve proprio anche questo, a evitare di regalare corrente gratuitamente. Visto che ha tutto sotto controllo, noi possiamo impostare varie routine che impediscono proprio questa cosa qua. Altro scenario è sempre questo, ma accendiamo i nostri utilizzatori, quindi in questo caso abbiamo il consumo delle stampanti 3D più dell'asciugatrice che in totale consumano 1800 watt, ma noi ne produciamo 600 da questo, 600 da quello, 600 dal nostro fotovoltaico e andiamo a coprire interamente tutti i consumi e se vedete dalla rete andiamo a prelevare zero. Altro scenario molto simile a questo, dove invece andiamo a produrre di più di 1800. Perché 1800 è il massimo? Perché direttamente in rete loro, nella tua rete di casa, quindi la batteria montata dove vuoi, può buttarti fuori al massimo quei 600 watt lì, perché siamo in Italia, se no in altri stati sempre in Europa arriva fino a 800. Non è che la batteria può far uscire solo 600 watt ovviamente, ma se direttamente collegata all'impianto senza avere nessun utilizzatore attaccato direttamente alla spina può buttare fuori quello. Altro caso di autoconsumo è dove accendiamo sia lavatrice che asciugatrice, quindi andiamo sopra questi 1200 watt, arriviamo oltre e come vedete quello che manca viene prelevato dalla rete, per cui in questo caso possiamo letteralmente consumare quello che vogliamo, la differenza verrà colmata dalla rete. Molto semplice. Altro scenario appunto è quello del backup, quindi manca la corrente, dal solare non arriva niente, dalla rete non arriva niente, andiamo noi con le nostre batterie che sono già cariche a dare corrente ai nostri utilizzatori. Ovviamente corrente che è direttamente collegata alla batteria, non che viene reimmessa in rete, questo sia ben chiaro. Un altro esempio che spiega proprio questo sistema è la modalità decentralizzata con backup, ovvero, e questa è veramente una figata raga, noi abbiamo più batterie collegate su più piani, non sono collegate assieme, non sono connesse, si comunicano solo tramite l'ecosistema, ovvero la vostra rete wifi. Se non c'è rete wifi, loro continuano a utilizzare, voi potete accedere a quel dispositivo solamente tramite Bluetooth, quindi a essere molto vicini. Il fatto che loro comunicano e noi per esempio, come nel caso di prima, accendiamo sia una che l'altro utilizzatore, magari abbiamo una richiesta di corrente maggiore, ma come vediamo accendiamo lavatrice e asciugatrice, ma le stampanti non le accendiamo. Essendo su due piani diversi, la corrente che viene richiesta viene mandata dalla seconda batteria alla prima batteria e questa cosa qua a mio avviso è una figata assurda. Detto questo, la mia missione della riorganizzazione dell'hub, della zona phone, di tutte le migliorie e soprattutto di arrivare all'autosufficienza energetica continua con successo. Ringrazio ancora EcoFlow per aver supportato questa serie qua, vi lascio qua sotto in descrizione tutti i link, i coupon, i sconti che si riesce
che si riescono a recuperare. Fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto. Noi intanto andiamo avanti a sistemare la CNC, un sacco di altre belle teghe che vedrete quest'estate.